nostro, diciamo, amico, e presenteranno questo progetto legato a un tema particolare, che è il tema delle malattie del movimento. E quindi l'artista si sostituirà alla vista, al tatto, alla corsa, a tutte quelle cose che in alcune persone vengono meno. Abbiamo i fotografi, abbiamo i performer, abbiamo paesaggisti, abbiamo tutti i tipi, scusate, tutti i tipi di arte. Quest'anno in particolare, lo vedete, ci sono dei cartellini rossi e c'è scritto Buy to Support Venice Art House, il progetto 2015 Move Without Moving. Perché questo? Perché dopo l'esperienza di quest'estate della residenza degli artisti, nel 2015 presenteremo, cioè non presenteremo, l'abbiamo già presentato, dedicheremo un mese della nostra ospitalità solo ad artisti stranieri e italiani. Che esattamente sta accadendo qui oggi con questa quinta edizione di Venezia Misteriosa potrebbe essere il giusto rapporto tra artisti o semplici visitatori di Venezia con Venezia. Ora, quando Andrea mi ha chiamato per curare con lui questo progetto, ho un po' ripensato alla mia esperienza con Venezia, il mio rapporto diretto con Venezia, prima ancora di diventare critico, prima ancora di lavorare con gli artisti, che era un rapporto che è nato con l'università, che è nato direttamente per la città di Venezia, e mi sono accorto nel tempo che era nato grazie a alcuni personaggi che mi hanno poi condotto in questa scoperta della città. Uno in assoluto che mi ha aiutato a scoprire Venezia, non è presente oggi, ma è presente nello spirito, è Alberto Tosufei, con i suoi racconti sul mistero, con i suoi racconti sui fantasmi, con i suoi racconti su questo lato di Venezia. Ancora più numerosa, ancora più partecipata, no? Dici, non c'è più posto. Comunque, marzo Venice Art House è un progetto che sta nascendo e penso porterà grosse soddisfazioni, grossi risultati anche per Andrea, i quali ringrazio. Grazie che sta.